Grave incidente in A12 oggi tra Recco e Rapallo in direzione Levante. Ci sono una vittima e alcuni feriti, diverse le auto coinvolte, disagi al traffico. Nel 2019 nuove assunzioni in Fincantieri a Riva Trigoso, previste ricadute positive per la meccanica, visto l'aumento di commesse a livello nazionale. Chiavari porta in consiglio il bilancio di previsione 2019, cresce del 3% la tassa sui rifiuti, scende l'addizionale IRPEF. Via libera al rifacimento delle palestrine di via Gastaldi a Chiavari, 570.000 euro la spesa prevista, inizio lavori alla fine della stagione sportiva. Liquidate circa 7.000 domande per un valore di oltre 71 milioni di euro, è il bilancio annuale del piano di sviluppo rurale 2014-2020 presentato oggi. Non mondanizziamo il Natale, non mettiamo da parte il festeggiato. Il Papa in udienza ha parlato delle sorprese di Dio, invitando a sostare in silenzio davanti al presepe. Presepe vivente in uscita per il Maria Luigia di Chiavari. I bambini hanno rappresentato la natività in pieno centro, non nelle aule chiuse della scuola. Festa prenatalizia per la scuola di pallavolo Carasco, presentata la carta etica e un progetto per l'Etiopia. Don Alessio Albertini ha invitato il mondo dello sport a essere motivo di inclusione. Buonasera a tutti, bentornati a Tiguglio. Oggi la cronaca in apertura, un grave incidente si è verificato nel tardo pomeriggio in A12 Genova-Sestri Levante tra Recco e Rapallo in direzione di Livorno. Diverse le vetture coinvolte, vediamo anche la notizia riportata sul sito dell'ANSA della Liguria. Ci sarebbe stato un tamponamento a catena, una persona è deceduta, altre sono rimaste ferite, il tratto è attualmente chiuso al traffico, ci sono alcuni chilometri di coda, si deve uscire obbligatoriamente a Recco, percorrere la statale Aurelia per poi rientrare in autostrada a Rapallo. Anche all'uscita obbligatoria a Recco ci sarebbero alcuni chilometri di coda, naturalmente è una situazione in evoluzione. Cambiamo tema, parliamo dello stabilimento Fincantieri di Riva Trigoso perché ci sono buone notizie per il 2019. Visto l'elevato carico di lavoro dell'azienda a livello nazionale, soprattutto nel croceristico, anche il nostro territorio avrà ricadute positive con un'espansione della meccanica e con nuove assunzioni. Sentiamo l'intervista. Ci sono nuove commesse soprattutto sul comparto della croceristica per Fincantieri. Questo quanto è positivo anche per il cantiere di Riva Trigoso? Beh, questa è una cosa molto positiva perché Fincantieri sta godendo di un momento particolarmente favorevole, ha 104 navi nel portafoglio ordini a livello totale, il cruise sta vivendo un momento storico importante e queste commesse che principalmente verranno fatte in cantieri come Sestri Ponente, Monfalcone, Marghera e Ancona avranno ricadute positive sul cantiere qua di Riva Trigoso perché la meccanica servirà a diversi pezzi per queste navi, di solito gli impianti di stabilizzazione, le eliche e poi tutto quello che riguarda il servizio post vendita e l'aggiustaggio. Ricadute sui lavoratori? Sicuramente nel 2019 ci saranno ancora assunzioni, si porta avanti un trend positivo, partito già da un paio d'anni. Nel 2017 ci sono state circa 30 assunzioni, altrettante nel 2018 e si prospetta un numero pari nel 2019. Naturalmente c'è anche il militare. Qual è in questo momento il pacchetto di lavoro di Fincantieri a Riva Trigoso? Il pacchetto è importante, come sappiamo la legge navale è stata sbloccata già da un paio d'anni, ci sono una serie di pattugliatori, circa 6, ci sono ancora da terminare le ultime 2 FREM, delle quali una verrà varata all'inizio dell'anno nuovo, che è la 9ª, e la 10ª l'anno prossimo. E i pattugliatori comunque garantiranno lavoro per i prossimi 4-5 anni per lo stabilimento di Riva Trigoso. Ultima notizia, l'incarico a Fincantieri insieme ad altre 2 imprese per la ricostruzione del Ponte Morandi. Questo porterà qualche beneficio a Fincantieri in Liguria? Porterà dei benefici soprattutto al sito di Sestri Ponente che fa parte comunque della nostra provincia, oltre ad avere garanzie che Fincantieri è un'azienda che fa lavori di qualità e lavori che durano nel tempo, ci sa anche la certezza che il sito di Sestri Ponente anche lui assumerà diverse persone nel corso del 2019. Veniamo a Chiavari, è in corso il Consiglio Comunale, l'Assemblea è chiamata ad esaminare il bilancio 2019 e le tariffe comunali. Ce ne parla Emanuela Castello.
Chiavari approva il bilancio di previsione 2019 entro la fine dell'anno. Per quanto riguarda le imposte e le tariffe, resta invariata l'IMU, la Tasi resta a zero, mentre ci sono novità per l'IRPEF, che scende, e per il nuovo piano finanziario per i costi del servizio rifiuti urbani, che andrà a gara in primavera. È previsto un piccolo incremento del 3%, in quanto l'amministrazione comunale intende salvaguardare 17 dipendenti del servizio nettezza urbano che non verranno esternalizzati, ma verranno mantenuti al Comune di Chiavari, che verranno utilizzati per altri servizi, vale a dire la pulizia dei fiumi, la pulizia dei bagni pubblici, per cui vi sarà un risparmio in termini di appalti su altri capitoli del bilancio. Prevedete però la riduzione dell'IRPEF. L'addizionale comunale IRPEF invece verrà ridotta di oltre 330.000 euro, passerà infatti dal 3,5 per 1000 al 3 per 1000. Vi ricordo l'evoluzione: nel 2016 era il 5,5, nel 2019 3,9, l'anno scorso la mia amministrazione l'ha ridotta al 3,5, quest'anno arriverà al 3. Il bilancio prevede anche 3 milioni di euro di opere pubbliche. A queste verranno poi sommate gli oltre 11 milioni di euro finanziati nel 2018 di opere pubbliche, che grazie alle gare vedranno poi l'effettiva esecuzione nell'anno 2019. Chiavari inoltre rinnova per 5 anni la convenzione con il Comune di Levi per la stazione unica appaltante, e ci sono novità per quanto riguarda le società partecipate. Le partecipate del Comune di Chiavari sono Marina Chiavari al 100%, l'Idro Tigullio col 20%, la Fondazione Regionale Investimenti Sociali e la Banca Popolare Etica. Questa è la novità. L'anno scorso avevamo deciso in Consiglio Comunale di venderla, quest'anno decidiamo di tenere queste azioni sulla Banca Popolare, in quanto potrebbe essere utile avviare convenzioni con enti no profit grazie a questo istituto che fa dell'etica la propria finalità. Inoltre abbiamo anche la partecipazione in AMT, non più ATP, che manteniamo. Il Consiglio Comunale di Santa Margherita Ligure ha approvato la riduzione della tassa rifiuti, che scende del 20% per tutti i cittadini, sia utenze domestiche sia commerciali. Approvate anche 2 modifiche al regolamento relativo allo smaltimento dei rifiuti, che riguardano le persone che hanno più di 75 anni. La prima riguarda gli orari di esposizione dei rifiuti. Gli ultra 75enni nel periodo invernale potranno esporre i mastelli sul suolo pubblico già dalle 18 e non solo dalle 20 come succede ora. La seconda invece rappresenta un'ulteriore agevolazione in materia tariffaria. Le persone che hanno più di 75 anni, se vivono a più di 400 metri dal luogo di conferimento dei rifiuti, potranno beneficiare di una riduzione del 30%. La scelta di aprire una succursale del liceo linguistico negli spazi degli Artigianelli di Corso Millo a Chiavari suscita la perplessità del dirigente del Caboto, istituto che proprio in virtù della scelta approvata in commissione regionale dovrà lasciare la struttura. Nel ricordare il valore della scuola, l'impegno per l'inclusione delle disabilità, la rete costruita con il territorio e le associazioni, il dirigente Glauco Berrettoni si augura che alla fine di tutto l'istituto Caboto non risulti l'anello più debole della catena. In giornata è arrivata anche la risposta del consigliere metropolitano Roberto Cella. Per la ricollocazione del Caboto, spiega, la città metropolitana sta studiando diverse possibili soluzioni, come l'individuazione di spazi all'interno di volumetrie già disponibili alla città metropolitana, comunque logisticamente più comode alla sede dello stesso Caboto, e al fine di avvicinare le diverse succursali dell'istituto. E a Chiavari saranno completamente rifatte le palestrine di via Gastaldi, che si trovano accanto allo stadio comunale. Il progetto è stato approvato e i lavori inizieranno alla fine della stagione sportiva. Vediamo. La Giunta Comunale di Chiavari ha approvato il progetto definitivo ed esecutivo per rifare le palestrine di via Gastaldi, che ospitano le società di pesistica, judo, pugilato e lotta, per un totale di oltre 150 tesserati. L'immobile, di proprietà del comune, vincolato, è ampio 785 metri quadri. I lavori inizieranno a fine primavera e dureranno circa 6 mesi. Nel dettaglio sono diversi gli interventi previsti. L'eliminazione dell'Eternit sulla copertura con sostituzione in pannello coibentato preverniciato, in alluminio preverniciato, la riqualificazione dei prospetti principali dell'edificio, la ridistribuzione interna degli spazi con creazione di nuovi servizi igienici e spogliatoi differenziati per sesso, e la cosa importante, l'accessibilità per persone disabili di queste strutture sportive. Alla fine ciascuna società avrà i suoi accessi e i suoi spazi. Il tetto in Eternit verrà rimosso e sostituito con materiale coibentato, che garantirà anche un risparmio energetico. Gli impianti saranno suddivisi per ogni attività sportiva, indipendenti, e verranno installati sulla copertura una serie di pannelli solari
che andranno a coadiuvarsi con delle piccole caldaie a gas per la produzione di acqua calda sanitaria. La spesa iniziale, prevista in circa 300.000 euro, è cresciuta fino a 570.000 perché il Comune ha recepito tutte le richieste avanzate dalle società sportive. La copertura finanziaria deriva dall'avanzo di amministrazione. Queste palestrine di via Gastaldi erano in condizioni pessime e durante la campagna elettorale poi abbiamo incentivato questo tipo di rapporto con la società, facendo anche in quelle circostanze delle promesse, però poi una volta elette abbiamo immediatamente incontrato io personalmente tutti i presidenti, abbiamo fatto degli ulteriori sopralluoghi e abbiamo portato avanti questo progetto. Noi avevamo anche in mente, e lo abbiamo tuttora, quello di promuovere il famoso centro polisportivo, di portare avanti quel progetto a San Pier di Canne, però visto che probabilmente la procedura lì è un pochettino più lunga, abbiamo pensato di non perdere tempo e di dare un riscontro immediato mettendo a posto queste palestrine. Intanto, per quanto riguarda il palazzetto di San Pier di Canne, è pronto, in attesa dell'ultimo passaggio burocratico, il progetto definitivo per il primo lotto della completa riqualificazione interna ed esterna ed impiantistica. L'amministrazione comunale sta lavorando anche alla collocazione della pista di atletica, invocata dalle società, nell'area di Colmata, al posto di quella ex Italgas di Caperana, che ha problemi di natura idrogeologica. La Giunta di Rapallo ha approvato questa mattina 3 progetti esecutivi riguardanti i lavori di messa in sicurezza e sistemazione di alcune strade interessate da cedimenti o altre problematiche. Gli interventi riguarderanno via San Lazzaro, località Costa Secca, e una strada pedonale situata sul versante a valle della strada che attraversa la frazione di Sant'Andrea di Foggia. Altri lavori riguarderanno via della Fontana, Montepegli, via del Seggio, via Don Minzoni, Sant'Agostino, via Passalacqua e via Tonnego Alta. Approvati anche i progetti definitivi per la manutenzione stradale di via Betti, via Gorizia, via Amendola, via Ghizzolfo e via Laggiaro. Partecipativa ribadisce la propria contrarietà alla costruzione del muraglione lungo il corso del Fiumentella, la cosiddetta diga per figli. In una nota il gruppo chiede ancora una volta che il progetto venga definitivamente abbandonato perché è inutile sotto il profilo della messa in sicurezza del territorio. Partecipativa chiede piuttosto la rimozione della barra sabbiosa alla foce del fiume, il ripristino delle sezioni originarie degli affluenti, la salvaguardia delle aree golenali dell'intero bacino imbrifero dei principali torrenti Lavagna, Sturla e Graveglia, e inoltre la manutenzione del reticolo idrico minore. Cambiamo argomento. Oggi a Genova sono stati presentati i dati annuali del PSR, il Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020. I numeri sono buoni, nel 2018 è stato finanziato infatti un ampio numero di misure molto attese dal territorio. I dettagli nel servizio. 71 milioni di euro di liquidazioni complessive riguardanti 7.000 domande. È il bilancio annuale del PSR 2014-2020, un risultato positivo per l'agricoltura ligure. Rispetto al target iniziale di spesa, fissato a circa 62,8 milioni, c'è infatti un margine di oltre 8 milioni di euro. Entro fine anno, spiega poi l'assessore Stefano Mai, la Regione conta di finanziare ulteriori domande. I settori sostenuti sono l'inserimento di giovani agricoltori, lo sviluppo della banda ultralarga, investimenti in agricoltura e forestazione e le misure a superficie. Un bilancio dunque significativo che arriva dopo alcuni anni di problemi con i software di invio delle domande di Agea. C'è stato uno sblocco effettivamente, c'è stata una grande pressione da parte di Regione Liguria sul Ministero, in particolare su Agea, che è questa agenzia nazionale per l'erogazione in agricoltura, che poi gestisce questo famigerato software di cui tanto abbiamo parlato e che tanto abbiamo odiato. In realtà non siamo ancora fuori dalla crisi, anzi a breve con le categorie agricole, con i presidenti regionali ci recheremo in Agea, che ci ha già dato disponibilità appunto per un incontro per definire alcune situazioni. I problemi avuti con Agea infatti hanno causato diversi disagi agli agricoltori liguri, disagi per fortuna in via di risoluzione. Stanno arrivando gli assegni e l'assessore si è impegnato personalmente rispetto a alcune situazioni molto pesanti di imprese che avevano una scoperto verso le banche che le pressavano tremendamente. Solo le garanzie date dall'organizzazione di categoria, l'aver monitorato la situazione ha permesso di far superare questa impasse alle grosse imprese che erano in affanno notevolmente. Le parrocchie di Rapallo, l'intera comunità cristiana rappallese, organizza una raccolta di offerte per sostenere chi è stato colpito dalla mareggiata di fine ottobre. In particolare domenica prossima, 23 dicembre, la raccolta si terrà durante tutte le messe festive e prefestive del territorio comunale.
Ancora uno sguardo al meteo, è confermata l'allerta meteo gialla per neve sul bacino E che comprende la Val d'Aveto, è scattata nel tardo pomeriggio di oggi e proseguirà sino alle 6 di domani mattina. E ora l'informazione religiosa, veniamo all'udienza generale del mercoledì di Papa Francesco. Il pontefice ha invitato tutti, parlando del Natale, a non sbagliare festa, riempendosi di regali, pranzi e cene, ma senza aiutare almeno un povero. Sentiamo. Papa Francesco dedica la catechesi dell'udienza generale in aula Paolo VI, presenti 7.000 fedeli, al Natale, le sorprese di Dio, e chiede a tutti di non sbagliare festa, perché la festa che piace a Dio non è quella della macchina pubblicitaria che invita a scambiarsi regali sempre nuovi per farsi sorprese. Stare in silenzio davanti al presepe. Questo è l'invito per Natale. Prenditi un po' di tempo. Vai davanti al presepe. Stai in silenzio e sentirai, verrai la sorpresa. Per favore, non mondanizziamo il Natale. Non mettiamo da parte il festeggiato, come allora quando venne fra i suoi e i suoi non lo hanno raccolto. In questi giorni si corre, sottolinea alla fine il Papa, forse come mai durante l'anno, ma così si fa l'opposto di quel che Gesù vuole. Diamo la colpa alle tante cose che riempiono le giornate e al mondo che va veloce. Eppure Gesù ha chiesto a noi di non farci trascinare, di vegliare in ogni momento pregando. Sarà Natale se, come Giuseppe, daremo spazio al silenzio. Se, come Maria, diremo eccomi a Dio. Se come Gesù saremo vicini a chi è solo, se come i pastori usciremo dai nostri recinti per stare con Gesù. Non sarà Natale se cercheremo i bagliori lucinanti del mondo, se ci riempiremo di regali, pranzi e cene, ma non aiuteremo almeno un povero che assomiglia a Dio. Perché a Natale Dio è venuto povero. Veniamo in diocesi per parlare di un presepe vivente in uscita, cioè non realizzato nelle aule della scuola, quindi non al chiuso, ma in pieno centro città. È l'iniziativa di Natale portata in scena dal Maria Luigia di Chiavari. Siamo andati a vedere. Dalla cattedrale a piazza San Giacomo è andato in scena a Chiavari il presepe vivente dell'Istituto Maria Luigia, non nel chiuso delle aule ma in pieno centro. La rappresentazione della Natività infatti ha avuto inizio sul sagrato della cattedrale e proseguita con canti di Natale lungo il Carruggio sino ad arrivare sul piazzale della chiesa di Rupinaro per l'adorazione davanti alla capanna. L'iniziativa si è svolta in collaborazione con la parrocchia e con l'associazione Amici di Simone Tanturli. Dalla scuola dell'infanzia, quindi dalla primavera, e dai più piccoli fino alla scuola secondaria di primo grado, e saranno circa 250 bambini. Sono coinvolti anche genitori che ci hanno aiutati a preparare le varie postazioni e alcuni nonni che si sono offerti volontari di aiutare i bimbi nei vari mestieri. Seguiamo la stella. Venite tutti, paesani, mettiamoci in cammino. I bambini hanno rappresentato i mestieri di un tempo: falegnami, sarte, vasai, contadini, panettieri, lavandai e anche giocatori di carte. Tanto entusiasmo e voglia di riflettere sul Natale da parte anche dei loro familiari. Pietro, che cosa stai facendo? Sono il vignaiolo e siamo quelli che calpestano l'uva. È bello, secondo lei, portare il presepe vivente in città? Certo, è una cosa bella, almeno insomma, tendiamo un po' a ricapire il significato del Natale, e i bambini soprattutto cominciano a seguire le tradizioni. Chi c'è? Mamma e papà e lo zio e la nonna. Che cosa state insegnando ai ragazzi? Io ho insegnato il falegname. È bello portare l'annuncio di Gesù in mezzo a una città? Certo. Tutti devono ricordare che con la nascita di Gesù è cambiato il mondo, quindi bisogna che queste cose siano sempre ricordate, sempre fatte conoscere a chi è un po' più scettico, più distratto, diciamo. Rimaniamo in tema, ritorna al concorso dei mini presepi organizzato dal coro antoniano. Da ieri è possibile consegnare il proprio presepio realizzato in completa fantasia al santuario di Sant'Antonio a Chiavari. Tutti possono partecipare, grandi e piccini, in modo gratuito. I dettagli nell'intervista. Quali sono le dimensioni che deve avere un presepe per essere considerato mini?
invitiamo a fare, a costruire, cioè non a comprare, ecco, per esempio, che trovano lì nelle edicole, ma a costruirlo, ecco, non disegnarlo, costruirlo, ecco, così. Piccolo, c'è delle dimensioni, perché poi l'ambiente dove si espone è un po' limitato, è un salone, un grande salone, un corridoio, può essere al massimo 80-90 centimetri, ecco, così. Con che tipo di materiale? Possono farlo come credono, chi lo fa con le pannocchie, chi lo fa con i sassi, chi lo fa con il gran turco, con i chicchi di grano, ma piena libertà, ecco, nei materiali. Se uno è capace, bene, si rivela lì la sua arte. E dico che veramente ci sono dei geni, perché quando li portano li guardo e dico: ma l'hai fatto tu? Ma come hai fatto? L'ho fatto così, poco per volta. Sono delle cose originali, molto originali. Per il concorso Mini Presepe entro quando bisogna presentare le opere? Dal 15 dicembre fino al 22 dicembre. Possono presentare, ecco, dal mattino dalle 10 alle 12 e nel pomeriggio dalle 16 alle 18. E poi tutti saranno premiati il giorno dell'Epifania. Gli anziani ospiti della casa di riposo Casteldonino di Favale di Malvaro hanno trascorso una giornata di festa in clima natalizio. Al mattino è stata presentata una raccolta dal titolo Modi di dire, ovvero una rassegna di antichi proverbi genovesi ricordati dagli stessi ospiti e trascritti a futura memoria. Il lavoro è stato preparato durante l'anno e il volume è stato consegnato ai familiari degli anziani, che hanno poi potuto pranzare con i propri cari. Era presente anche il sindaco di Favale, Ubaldo Crino. Gli addobbi e i centrotavola sono stati realizzati con impegno dagli ospiti durante le ore di animazione. Il pomeriggio è poi trascorso in allegria sulle note del gruppo Folco Castello di Favale di Malvaro. Al cenobio dei Dogi di Camogli invece è stata presentata l'associazione Ninindema, che da gennaio 2019 gestirà a Chiavari la nuova casa famiglia Fattore X. Il sodalizio, come spiega il presidente Stefano Gombini, oltre ad occuparsi della casa famiglia, cercherà di fare rete sul territorio e avviare sinergie per far capire cosa significhi l'affido familiare. Per questo motivo saranno avviate delle iniziative insieme al Comune di Chiavari. Ora allo sport, la scuola di pallavolo Carasco, in prossimità del Natale, ha invitato tutti gli atleti e le famiglie per un momento di scambio di auguri. Quest'anno la festa è stata arricchita da diversi momenti e dalla presenza di Don Alessio Albertini, assistente ecclesiastico del CSI a livello nazionale. Sentiamo. La festa della scuola di pallavolo Carasco è stata l'occasione per presentare la carta etica. In un clima prenatalizio, il richiamo ai valori che si possono esprimere anche attraverso l'attività atletica. Una carta molto semplice, tanti mi dicono che cos'è, che non è praticamente è un regolamento, diciamo, interno di comportamento con che riguarda i tre settori, no? Lo staff, gli atleti e i genitori. La società punta ad ottenere con i suoi atleti 3 obiettivi principali: incontrare amici, giocare a pallavolo, aiutare gli altri. In quest'ottica quest'anno viene proposto un gesto di carità per l'Etiopia. Raccoglieremo i fondi, che poi non sono neanche tantissimi, per comprare una mucca /2. Vuol dire che questa, diciamo, animale rimarrà nostro e daremo i benefici in comodato d'uso a una famiglia o comunque a chi avrà necessità. Questo è un aiuto immediato. Ad arricchire la festa la presenza di Don Alessio Albertini, assistente ecclesiastico del CSI a livello nazionale. Il suo intervento, dal titolo Leali nello sport, ha sviluppato 2 aspetti: la lealtà di gioco e il saper spiccare il volo in palestra e nella vita. Per imparare a volare nella vita, per essere davvero capace di fare grandi cose, come invitava Papa Francesco, soprattutto noi del mondo del CSI, quando ci ha ricevuto in udienza, ha detto di non accontentarsi di un pareggio mediocre, ma di cercare la vittoria. Ecco, così deve essere per la vita. In conclusione, siamo vicini al Natale, che auguri si possono fare? E l'augurio più bello è che davvero quel mondo magico che sembra crearsi a Natale possa vedersi sempre. Lo sport è capace di intessere relazioni più di ogni altra agenzia e quindi questo è il primo augurio che mi sento di dire,
che il Natale possa essere l'occasione per costruire una grande famiglia. E il secondo questo, un Signore che abita nei cieli, che si fa bambino e che viene ad abitare in questo mondo, lo fa per stare vicino ai più poveri, ai più deboli, che lo sport non diventi un'occasione per creare ulteriori scarti e avanzi, che ci siano tante persone nello sport che si occupano di quelli che possiamo definire con un linguaggio sportivo poco appropriato, ma per intenderci, che sappiano farsi vicino anche ai più brocchi. Festa di fine stagione per la FIMA Chiavari, società di pesca sportivi fondata 64 anni fa. Durante la tradizionale cena sociale si è svolta la premiazione dei campioni dell'agonismo pesca di mare e acque interne, ma anche dei soci meritevoli per l'attività societaria nella gestione e nella promozione della pesca. State vedendo le foto. Il 2018 è stato un anno ricco di vittorie per FIMA Chiavari e dunque anche di grandi soddisfazioni. Ora sfogliamo l'agenda di Telepace e vediamo così tutti gli appuntamenti in programma per la giornata di domani. Appuntamenti in agenda per giovedì 20 dicembre. Apre il villaggio di Babbo Natale in piazza Matteotti a Chiavari. Dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30 intrattenimento per bambini con la presenza di attori e animatori. Un simpatico Babbo Natale riceverà le letterine dei più piccoli. Raccolta di giocattoli nuovi e a norma di legge per i bimbi ricoverati in pediatria all'ospedale di Lavagna. I giochi si raccolgono ancora domani dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17 al circolo Acli Fanin di via Vinelli a Chiavari. I doni saranno portati ai piccoli pazienti venerdì 21 dicembre. Alle 16.30, nella sala presidenziale della Società Economica di Chiavari, conferenza di Marcello Vaglio sul tema D'Annunzio e l'Antico, letture da Alcione, in preparazione al centenario dell'impresa di Fiume. L'iniziativa è a cura della delegazione chiavarese dell'Associazione Italiana di Cultura Classica. Alle 17 al Cinema Ariston di Sesti Levante sarà proiettato il film Coco, dedicato ai più piccoli e alle loro famiglie. L'iniziativa è offerta dal Comune nell'ambito degli appuntamenti del Natale. Coriandoli è il titolo del libro scritto da Gina Viviani Casanova che sarà presentato alle 21 nella sala consigliare del comune di Sesta Godano. Sarà presente l'autrice. La presentazione sarà animata con musica dal vivo. Infine, alle ore 21, nella chiesa di San Rufino di Levi, concerto di Natale con il coro interparrocchiale diretto da Mario Trabucco e il coro degli alunni della scuola primaria Levi Crocetta diretto da Elisabetta Romberg. Le offerte raccolte saranno destinate a sostenere le adozioni a distanza in Repubblica Centrafricana. Il mercato settimanale di Rapallo, temporaneamente sospeso per motivi di sicurezza, sarà ripristinato a partire da domani 20 dicembre. Poiché il tratto di via Diaz, dove sono abitualmente collocati alcuni banchi del mercato del giovedì, è per il momento occupato dal cantiere per la posa in alveo del torrente Boate e dei collettori fognari per il nuovo depuratore, i banchi saranno spostati nella vicina via Gramsci, che pertanto resterà chiusa alla circolazione veicolare dalle ore 5 alle 15 di tutti i giovedì e nei giorni di eventuale recupero del mercato settimanale. Questo fino alla fine del cantiere. Nel periodo indicato è previsto anche il divieto di sosta con la rimozione forzata. È iniziata la corsa agli ultimi acquisti dei regali di Natale. La polizia postale scende in campo con alcuni consigli utili per evitare truffe, soprattutto in rete. Per esempio, usare software e browser completi e aggiornati, avere un buon antivirus sul PC, dare la preferenza a siti certificati o ufficiali, utilizzare le app ufficiali dei negozi online, leggere sempre i commenti di altri acquirenti e soprattutto usare carte di credito ricaricabili e così via. Sul tema è stato realizzato un vademecum che è disponibile sul sito della Polizia di Stato, sul portale del commissariato e sulle relative pagine Facebook e Twitter. Era l'ultima notizia del nostro telegiornale, vi lascio ad una nuova puntata di Missione Mondo. Questa sera potete ascoltare l'intervista al sacerdote Fidei Donum della diocesi di Genova, Don Pietro Pigollo, nella missione interdiocesana Ligure a Cuba. Per tutte le altre informazioni continuate a seguirci sul sito www.teleradiopace.com. Grazie per l'attenzione, buon proseguimento di serata.